Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Avrete capito che da oggi inizia un nuovo ritmo con le dirette, infatti per il periodo estivo e per organizzare altri impegni, le dirette sono state spostate il martedì e il giovedì, quindi c'è stato uno slittamento in avanti e un arretrare. C'è un intervallo più corto, sempre 21:15, quindi martedì, giovedì 21:15 con me e mercoledì sempre alle 18 con il Marietto Veneziano. Intanto saluto gli amici presenti, gli amici che hanno salutato. Buonasera Giusy, buonasera Stella, che si chiama Maria. Vedo che ci sono appunto già un paio di domande, do ancora tempo ad altre persone di scrivere, di interagire per avere questa opportunità insomma di una risposta gratuita con me. E mentre appunto attendo che ci raggiungano anche altre persone, vi ricordo alcune cose. Ricordo per chi ovviamente conosce già il canale, mentre ovviamente presento sia la sottoscritta che il mio lavoro, il lavoro del Marietto Veneziano, tutte le persone che ancora non conoscono quello di cui ci occupiamo. Come vedete in sovraimpressione, mi chiamo Hildegarda e mi occupo di magia cerimoniale, di lettura di sibille, ma anche di tarocchi, ovviamente in alcune circostanze ben specifiche, perché i tarocchi in quanto arcani maggiori hanno veramente delle energie molto particolari e vanno usate con estrema parsimonia. Purtroppo non sempre è rispettato questo principio, ma al di là di questo mi occupo, questo è ciò che conta, mi occupo appunto di queste tecniche, compreso l'astrologia, sia nella versione antica, sia nella versione più moderna, quindi quella conosciuta da un po' tutti, no? Il segno, l'ascendente e ovviamente sviluppo e studio, rivoluzioni solari, temi natali e nell'astrologia antica il quadrato di nascita, quindi ci sono dei punti, come dire, dove collimano le due astrologie, altri dove si integrano e se non avete mai fatto uno studio specifico sulla vostra data, sicuramente potrebbe essere una esperienza molto interessante, soprattutto nella misura in cui vi dà una mano questo studio, questo approfondimento per individuare quelli che possono essere i punti e gli aspetti difficili, provanti della vostra data e proprio per questo anche per sbloccare questo genere di predisposizioni che abbiamo o riceviamo nel momento della nostra nascita, per karma, per destino, per lezioni di vita, abbiamo la possibilità di intervenire in modo mirato per riequilibrare questo aspetto astrologico, planetario del vostro momento della nascita, grazie all'antica tradizione cabalistica e quello che sono i sigilli, i talismani che permettono appunto di correggere e intervenire sugli aspetti più difficili del proprio tema natale, del proprio influsso astrologico. Per quanto riguarda appunto talismani e sigilli, la tradizione ermetico-cabalistica è molto ricca in questo senso. Vedete in sovraimpressione il sigillo di Mosè, un'antichissima tavola di un'età ben precedente il lascito di Salomone e i suoi sigilli. Sono tavole molto importanti perché non si rivolgono a precise intelligenze come avviene per esempio per i sigilli salomonici che intercettano, evocano, chiamano a servizio della persona per cui vengono consacrate alcune precise intelligenze che si occupano di aspetti molto molto mirati. Le tavole di Mosè si rivolgono invece a tutta la schiera planetaria e a tutte le intelligenze divine collegate a questa e associate a questa schiera planetaria e quindi permettono di poterci si rivolgere per una maggiore
più ampia gamma di richieste e di necessità. Quindi insomma quello che vedete per esempio adesso è il sigillo collegato a Giove, quindi il sigillo conosciuto per la gran prosperità, la grande fortuna, forse è una delle dei talismani in questo senso più forti e più importanti che sono conosciuti appunto nella tradizione cabalistica. Ovviamente le cose di cui potrei parlarvi per quanto riguarda il tipo di attività di cui ci occupiamo, il marietto e io, sono veramente tantissime, quindi non basterebbe una diretta e comunque non è questo lo scopo della diretta, ma per quelli che volessero conoscere, approfondire gli argomenti da noi trattati, invito insomma, possono attingere dal nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Andate assolutamente a visitare il sito se ancora non l'avete mai fatto, perché abbiamo messo a disposizione gratuita di tutte le persone che intendono cominciare a muoversi in questi ambiti, cominciare ad agire, ad operare per sbloccare, intervenire sulle situazioni che nella loro vita sono un po' più problematiche, più difficili, abbiamo messo a disposizione appunto moltissimi PDF, moltissime raccolte di circuiti radionici, di cui quella che vedete in sovraimpressione è l'ultima, pubblicata appunto i primi del mese. Trovate non solo moltissimo materiale, come ho già detto, ma a corredo di questo materiale a disposizione per tutti anche numerose dispense con le spiegazioni, e dove non trovaste le spiegazioni sulle varie dispense potete sempre andare a guardare, o potrete sempre andare a guardare insomma i video raccolti all'interno di playlist nei nostri canali YouTube. Quindi abbiamo veramente divulgato tantissimo, donato gratuitamente con intensa dedizione, e trovate appunto materiale sul sito, materiale nei gruppi Facebook, i casti sacerdotali e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo sono i 2 gruppi fondati e seguiti direttamente da noi, e se siete interessati o se siete curiosi, studiosi di queste materie, potete sicuramente chiedere di entrare nel gruppo, noi siamo pronti ad accogliervi. E non solo, come vi ripeto, trovate moltissimo materiale organizzato in numerose playlist nei nostri canali YouTube, aspetta solo che voi ci dedichiate del tempo e appunto impariate, insomma, o possiate attingere a queste risorse gratuite. Quindi trovate questo, nel sito trovate comunque anche i nostri servizi professionali, andate a cercare la sezione shop dove appunto troverete i sigilli, i talismani, il ciondolo sefirotico, che è questo che vedete adesso, e perché no anche tutti i vari trattamenti di radionica e radiestesia che appunto mettiamo a disposizione. Ovviamente, come dicevo all'inizio, mi occupo anche di alta magia cerimoniale, quindi se avete necessità o desiderate vedere se è possibile intervenire nella vostra situazione, sbloccare, propiziare o smuovere delle cose, sicuramente un consulto preliminare, che ricordo appunto lavoriamo su appuntamento, e i consulti con noi hanno una durata di 45 minuti e un costo di 20 €. Con un consulto preliminare vedremo quello che è possibile fare, oltre che a rispondere, potremo rispondere a tutte le vostre domande e valutare eventualmente un percorso per riuscire a smuovere o superare le difficoltà che vivete magari in questo momento. Bene, io direi di iniziare a dare delle risposte, cominciando da Giusy. Mi chiamo Giusy, nata il 3 luglio '80, vorrei sapere se cambio lavoro, grazie mille. Bene, allora, come vedete Giusy ha messo il suo nome e la sua data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro perché ha ovviamente selezionato un argomento specifico, e ha dettagliato la domanda, comunque ha chiesto appunto se c'è la possibilità di cambiare lavoro. Cominciamo con Giusy, 3 luglio '80.
Vediamo se c'è questo cambiamento per lei. Allora. Beh, guarda che arriva una notizia importante, viene già preannunciata il taglio, fatti trovare pronta, è qualcosa a cui tieni tantissimo. Vediamo un po'. Allora, il taglio ha preannunciato qualcosa di importante, ma, vediamo cosa ci raccontano le sibille, nella stesa. Vediamo un pochettino, partendo dalla prima linea, come sicuramente ci sono state delle possibilità nel tuo passato, Giusy, possibilità che, provengono forse da un percorso, qualcosa che hai fatto proprio anche a livello di accumulo di conoscenze, oppure possibilità che prevedevano il costruire, l'andare a costruire una posizione anche economica solida. C'è un qualcosa comunque che, può riguardare una collaborazione, o sì, una collaborazione, un sostenere, un dare aiuti. Adesso io non so nello specifico, quale sia il lavoro, che vorresti cambiare, quindi qual è, il lavoro di cui ti occupi adesso e in quale direzione vuoi procedere. Gentilmente, se te la senti, se vuoi, cosa che comunque a me fa tantissimo piacere perché l'interazione è sicuramente alla base di un buon consulto. Ci sono appunto questi passaggi nella linea del passato. Se vuoi scrivermi, di cosa ti stai occupando, qual è il lavoro che fai, sono qui, ecco, leggerò. C'è quindi la possibilità che, siano arrivati degli aiuti o che tu abbia aiutato qualcuno, forse proprio nell'intento di stabilire una collaborazione e un buon sodalizio. Oggi la situazione non c'è più quest'accordo, probabilmente. Ah, ecco, benissimo, perché infatti si vede una giovane fanciulla, quindi la volontà insomma di fare qualcosa in collaborazione. La cosa non vedo che non sei più tanto soddisfatta di quello che fai, cominci a rimpiangere, determinate scelte, si vede la voglia di prendere le distanze da quello che stai facendo, non è più la cosa adatta, lo senti che sei arrivata a conclusione e poi la carta della conversazione, ci dà l'indicazione anche, ehm, o che i problemi, le problematiche sono proprio di inserimento anche in un contesto, o che comunque, sei pentita di aver sacrificato delle cose e che adesso vorresti collaborare con alcune persone. Quindi c'è comunque, un qualcosa che effettivamente si muoverà nel prossimo periodo. C'è una bellissima occasione e sembra che, vi venga incontro una persona, potrebbe essere la vostra mamma, potrebbe essere una persona che vi vuole bene, una zia, cioè vedi che c'è la vecchia signora, quindi, c'è qui una proposta che questa persona vi farà o ti farà, perché comunque rispondo a te, ed è una cosa molto positiva e ha tutta l'aria di diventare qualcosa di molto solido. Come vedi il progetto sembra poter prendere forma o quantomeno cominciare a essere definito in maniera un po' più interessante verso l'estate, la fine dell'estate, perché questo sviluppo delle sibille procede in ordine cronologico, anche se non sappiamo con quale ritmo, con quale, velocità si svilupperà quello che si vede, ma c'è un guardare, c'è un progettare, un muoversi con tempi abbastanza incalzanti. Quindi non mi sembra una cosa che subirà parecchi ritardi, anche se adesso un po' è così,
forse non sai bene in che direzione o come muoverti, è necessario comunque parlarne, parlare con le persone interessate e sembra anche che nell'ambito della famiglia affronterai questo argomento a breve se non lo hai appena affrontato, perché comunque compare nella linea del presente. Quindi la cosa, anche col sostegno di questa persona, come abbiamo detto prima, questa vecchia signora, quindi questa persona che vuole il tuo bene, che comunque, insomma è molto eh, okay, benissimo. Quindi questa persona che, sicuramente ha tutta l'aria di volerti sostenere anche con i suoi consigli, con la sua esperienza, quindi c'è questa cosa che si muove. L'unica cosa, che Ehm, sai, casa, morte, prigione e malinconia è come se arrivassero dei cambiamenti che possono essere legati effettivamente cambiamenti, che riguardano il nucleo familiare, quindi non qualcosa su di te direttamente, ma qualcosa che comunque si riversa su di te. Potrebbe anche indicare una casa, cioè a volte le sibille si leggono proprio alla lettera, quindi è possibile che c'entri un cambio di casa o un qualcosa che in qualche modo preveda, dei cambiamenti significativi, importanti e che per attuarli purtroppo non si riuscirà subito. Magari si tratta di identificare il luogo dove svolgere l'attività e magari ci sono di conseguenza delle situazioni collegate e che devono andarsi a chiudere, magari qualcuno, occupa già il posto che avete preso d'occhio, quindi, si deve prima concludere qualcosa, poi forse sarà possibile muoversi, però c'è effettivamente una serie di situazioni che frenano, che ti desteranno un po' di pensiero, però questo non significa che non lo realizzerai, okay, significa che questo cambiamento, non è immediato e non è troppo imminente. Approfitterai quindi per definire al meglio tutto il progetto, così che appena questa situazione volgerà al termine e si concluderà definitivamente, potrai attivarti. In ogni caso, anche se la carta della malinconia sembra non essere proprio, felicissima, non è una carta così brutta, è una carta che prevede, il semplice riattivarsi. Quindi c'è un po' di, apprensione, legata, diciamo così, una specie di scoraggiamento che in realtà è facilmente superabile. Perfetto. Allora, vediamo di, andare avanti, rispondiamo a un'altra domanda. Vi ricordo che non vado in ordine di come sono arrivate le persone. Prego Giusy, grazie a te per avermi affidato questa domanda che ti sta a cuore. Vi ricordo appunto non vado in ordine, rispetto come vi siete collegati o come pensate di aver scritto in ordine di tempo, in ordine cronologico, ma tendo a rispondere a persone nuove, soprattutto che hanno formulato una domanda interessante, ricca dei dettagli o delle cose che richiedo, quindi nome, data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro, dove ci siano anche delle informazioni e delle indicazioni. Allora, sì, ti leggo, però guarda, lo vedi che non si vede chi sei? Allora, per gli amici che vengono da Facebook, spesso mi dimentico di avvisarvi, però proprio perché io non trasmetto direttamente da Facebook, ma trasmetto da una piattaforma che si aggancia contemporaneamente a Facebook e a, YouTube, Facebook, deve essere cioè deve concedere l'autorizzazione alla pubblicazione dei vostri commenti. Quindi se siete su Facebook, se siete nel gruppo, tra l'altro il gruppo che, ho proprio indicato prima, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, se siete in questo gruppo, cliccate sul link www.streamyard.com/facebook, questo link apre la pagina di autorizzazione, dovete ancora cliccare la conferma che è su una barra blu
dove c'è scritto click here, vabbè quello che è, confermate e a quel punto non sarà più necessario ripetere successivamente ancora questi passaggi, va bene? Allora, come dicevo, tendo a rispondere a persone a cui non ho mai risposto prima d'ora, proprio perché, voglio dare a tutti la possibilità di avere una risposta e il modo di presentarmi anche alle persone. Quindi benissimo, direi che vado a rispondere, vediamo un po', a, Stella, vediamo cosa scrive. "Buonasera a tutti, sono Maria, 21 maggio '79, vorrei sapere se troverò l'amore". Okay. Maria, ci sei? Dammi la conferma se sei presente. Vi ricordo che già se avete già, fatto una domanda di recente, lasciate spazio alle persone nuove, non fatevelo dire da me che sembra che, io debba avere a che fare con bambini dell'asilo, non credo sia il caso, penso che per buona creanza capirete le regole della diretta. Dunque io ora, se Stella Marina mi conferma di essere presente, procedo a risponderti. Maria, ci sei? Allora, se non rispondete, io passo alla domanda, successiva, cioè quella che seleziono successivamente. Ma ha scritto: "Io sono nuova", ma non mi sta scrivendo che c'è. Allora, per favore cercate di essere tempestivi quando vi chiedo di rispondere. Va bene, Stella Marina, se risponderai dopo, ti risponderò dopo. Proviamo a rispondere a questa persona, anche una domanda nuova. Buonasera, 3 settembre '73, Stefania. Chiedo in ambito lavorativo se troverò un nuovo lavoro. Questa è la serata del lavoro, vediamo un po'. Allora, no, sto scherzando, è un caso, non è che vediamo un pochettino. Vediamo. Stefania, ci sei? Allora, Stella Marina m'ha detto che c'è. Stefania, ci sei? Stefania, se ci sei, tieniti in caldo per dopo, rispondo a Stella Marina. Allora, vado a ripescare la sua domanda, eccola qua. Mi raccomando Stefania, io ti ho chiamato, okay, resta lì che adesso ti rispondo subito dopo Maria. Vediamo un po' per l'amore. Purtroppo a volte le connessioni giocano di questi scherzi con ritardi, eccetera, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Allora, 21 maggio '79 per Maria, vediamo l'amore per Maria, poi risponderò a Stefania. Oh, ma, qui c'è una persona. Ora se si è già manifestata nella tua vita, bene, se non l'ho ancora fatto, l'indicazione delle sibille sembra proprio che avverrà, potrebbe trattarsi di una persona, che per lavoro indossa una divisa. Potrebbe essere qualcuno, insomma, che, appunto o indossa una divisa, addirittura qualcuno un po' timidino che non si dichiara e che già ha un interesse, un coinvolgimento nei tuoi confronti. Comunque andiamo a vedere un pochino cosa ci dicono nella stesa. Mh. Allora, dimmi un po' Maria, vediamo intanto se ci sei. Ecco qua. Allora, sì Maria ci sei, dunque sto rispondendo a te. Avanti su,
Evitiamo di scrivere cose di cui poi ci pentiamo quando ci rendiamo conto di come stanno andando nella realtà, quindi purtroppo i ritardi della diretta non fanno capire sempre come stanno andando le cose, ma come vedi sto rispondendo a te, quindi concentrati sulle cose che riguardano te. Si vede, un profondo, grande turbamento per una persona che è stata per te molto importante, okay, ammalato, gran signore, potrebbe essere o che questa persona non è stata bene o che tu hai sofferto in modo particolare per questa persona qui. Ancora oggi probabilmente, conservi un amore. Non si è manifestato, okay. Possibile che ancora oggi ci sia un sentimento nei confronti di questa persona, quindi ammesso che si tratti di un compagno, un marito, qualcuno, che effettivamente ha significato davvero tanto per te nel passato. Ehm, c'è, come dire, al presente artista, amore, superbia, vedovo. C'è una parte di te che ovviamente non ne vuole più sapere di persone narcisiste, quindi, si vede, ehm, che anche se è probabile che ci sia una persona di questo tipo intorno a te in questo momento, narcisista è una delle interpretazioni. L'artista può indicare comunque tutto quel genere di figure, che hanno un certo carisma, un fascino o che veramente per lavoro si occupano di materie artistiche, possono essere musicisti, scrittori, anche giornalisti, ma anche consulenti, persone che fondano sulla loro conoscenza, il loro sapere parte del loro carisma, quindi c'è comunque una persona affascinante intorno a te, però, superbia, vedovo, questa persona o non ti convince o è una persona che, è sfuggente, una persona di cui insomma, quel genere di uomini che, ti fa subito sentire di non essere l'unica, di dover lottare per essere quindi quelle cose che insomma una persona sana, con un minimo di autostima, se ne sta bene alla larga. Okay, quindi diciamo che c'è una situazione dove magari ti senti un po' scoraggiata e sconfitta rispetto quelle che possono essere le varie rivali. Cioè, in una situazione un po' se non ti ripeto, se non si è manifestato nessuno di questo tipo, può anche indicare che, la ricerca di conferme di tipo personale non sta dando grandi esiti in questo momento. Comunque, la cosa, che, viene fuori nel prossimo periodo è, sei stata con un narcisista, okay, e purtroppo queste persone lasciano strascichi immensi e quindi recuperare non è facile. Quando se ne inquadra uno poi si annusano quelli simili e questo comunque tutto sommato torna utile per imparare da chi guardarsi. Comunque, al di là di questo, purtroppo c'è ancora, un qualcosa di questo tipo al presente, quindi c'è ancora o dei rimpianti o il senso di un fallimento. Comunque il problema qual è? Che nel prossimo periodo comunque nell'aria c'è un ritorno, mh, ma un ritorno che, alla fine non va da nessuna parte, okay, quindi tutto sommato non confidare più di tanto né nel fatto che questa persona possa ricercarti, né nel fatto che ricercandola tu vai da qualche parte con questa persona. Quindi, è meglio lasciar perdere. Di fatto però ti vedo comunque con una cerchia di amicizie, con delle persone care a te intorno, probabilmente frequenterai, proprio lasciandoti alle spalle tutta questa situazione, frequenterai una serie di persone con cui, starai veramente a tuo agio, starai bene e tra queste c'è un incontro, un incontro, c'è qualcuno con cui probabilmente
può nascere qualcosa di più, ma il problema è tutta una serie di pettegolezzi, voci, ehm, questa è la carta dei deliranti, quindi persone che comunque chiacchiereranno, si creeranno confusione nel vostro rapporto e che proprio a causa di questo, possono nascere profonde incomprensioni, discussioni, quindi comunque c'è un'intromissione di qualche tipo, anche se non è da quello che dipende il caos che vivrai, però, è chiaro che ci saranno delle situazioni che un po' destabilizzano. Alla fine non è proprio una fine, vorrei ritrovare l'amore, ma hai paura? Ci credo con quello che si vede lì, insomma. E poi anche il fatto che magari nelle compagnie o fra le persone, che frequenterai potranno girare delle voci magari su questa persona. Io non so se la conoscono o se sanno chi possa essere, però ti arriveranno delle cose che francamente metteranno un po' il dito nella piaga in qualche modo. Quindi secondo me, cioè non ti vedo completamente fuori da da quella situazione. Cioè anche se è chiusa, fondamentalmente ci sono dei sospesi o ancora delle ferite che si attivano, anche solo a sentirne parlare o boh, c'è qualcosa comunque. Sospiri, bambino, falsità, imeneo, vedo che c'è la voglia di ricominciare, però anche la grande paura. Quindi, ehm, però in mezzo a questo e al timore anche di illudersi un po', può venire un incontro molto importante. Quindi la carta della falsità comunque, indica, una forma di tempismo, di avere pazienza, senza fretta, senza correre, sarà comunque possibile cogliere l'occasione veramente più giusta, perché poi c'è qualcosa di importante. La carta dell'Imeneo può parlare di un incontro importante, così come, un inizio, un po' tormentato che però ha tutte le qualità di diventare qualcosa di più. Considera che questi tormenti sicuramente, sono legati anche a come tu sei uscita fuori da quest'ultima relazione. Per comparirmi ancora a questo narcisista vuol dire che insomma Maria, ti ha lasciato dei bei segni, quindi attenzione. Allora, mi raccomando, vi ricordo che se vi ho già risposto, ehm, dovrete lasciare spazio anche ad altre persone. Allora, vediamo di rispondere a un'altra persona sempre nuova, Gianluca. Gianluca, 27 febbraio 2000, quindi un giovanotto. Allora, oh, c'è la Rosy. Ciao Rosy. Allora, Rosy è una di quelle persone che ah già, avevo detto a Stefania, quindi si prepara Gianluca per dopo. Vediamo Stefania. 3 settembre '73, chiedo in ambito lavorativo se troverò un nuovo lavoro, grazie. Okay, vediamo un po'. Mi raccomando, restate collegati perché ovviamente vi chiedo se ci siete, quindi sto rispondendo a Stefania, spero che tu ci sia ancora, abbia retto perché è il tuo turno e, si prepara poi Gianluca. Allora, 3 settembre '73, vediamo Stefania in ambito lavorativo, se c'è un lavoro nuovo. Allora, qui compaiono un paio di indicazioni. Dottore conversazione, può indicare anche aiuti che provengono dalla cerchia di amicizie, probabilmente hai sparso la voce e c'è chi si sta mobilitando, può anche comunque, parlare di lavori, svolti, insieme ad altre persone, o di assistenza o proprio di
Sì, direi assistenza, il termine più generico, legato alla carta del dottore, compreso assistenze di qualsiasi tipo, l'assistenza legale, l'assistenza proprio legata a questioni di salute, insomma, diciamo che queste sono un po' le indicazioni del taglio. Ovviamente io non so di cosa ti occupi e in quale direzione stai cercando, sono cose che mi piace se me le scrivete per in qualche modo essere più precisa nel darvi le risposte ed evitare di andare sulle ipotesi delle varie interpretazioni delle singole carte. Quindi più siete dettagliati, più sono precisa, meno tempo perdo. Mi raccomando, lo dico per i prossimi. Allora, grazie Maria, grazie, vi ricordo, 20 €, 45 minuti in privato su appuntamento. Allora, guarda qui c'è una situazione, descritta nella linea del passato, una situazione che, intanto, ladro, domestico, sospiri, bambino, disgrazia, insomma, non è che stiamo facendo i salti di gioia, devi aver avuto una situazione piuttosto difficile, Stefania, sul lavoro, improvvisi cambiamenti, anche inimicizie con persone che prima invece erano vicine, quindi persone che si sono anche allontanate, situazioni che sono degenerate anche all'improvviso. Oddio, c'è pure la carta di un bambino con la disgrazia, quindi io adesso voglio dire, non è che per forza, è successo qualcosa di veramente va interpretato come bambino, o un pericolo, un problema su un bambino, però sei sanitaria, brava, bravissima. Allora, però è chiaro che se c'era l'inizio, l'avvio di un progetto, questo è andato in fumo molto rapidamente, così all'improvviso. Diciamo che insomma è una situazione, da cui comprendo la tua necessità di scappare. Non l'ho vissuta io, ma le sibylle cercano di trasferirci la complessità, anche i tormenti che magari in qualche momento ti sei data o che, ehm, magari ti dai anche delle colpe, attenzione. Comunque, al presente guarda Imeneo, donna di servizio, fortuna, gelosia, cioè se tu vuoi è già probabile, trovare, individuare un altro lavoro, un lavoro che puoi cominciare fin da subito, che potrebbe essere comunque, anche, impegnativo nel senso con tante mansioni, non una nello specifico, quindi tante cose da fare, da seguire, un lavoro dove puoi rendere e dare molto. Il problema, la carta della gelosia, che purtroppo può dare indicazioni o di un lavoro comunque non pagato esattamente per quello che sarebbe giusto, o comunque il timore di prendere poi questa decisione, perché la possibilità c'è. Vedi l'Imeneo è quasi sempre la firma di un contratto. Se tu vuoi lo metti già adesso, oppure puoi indicare che per fare questo cambio lavorativo comunque ci smeni qualcosa, perché magari per questioni contrattuali, okay, quindi diciamo che comunque nell'aria fin da subito, c'è dinamismo, non vedo blocchi, okay, cosa che purtroppo in altre circostanze capita di vedere. Quindi non vedo problematiche particolari, se non un qualcosa che tocca il portafogli, quindi mi raccomando. Dispiacere, donna maritata, nemico. Allora qui chiaramente c'è un passaggio ancora che ti aspetta nel prossimo periodo, vale a dire che, probabilmente ricevi una notizia un po' particolare, forse una delusione riguardo una persona su cui facevi affidamento, ma che scopri, di dovertene guardare o che magari questa persona ti sta controllando. Quindi, è un momento un po' quello che ti aspetta nell'immediato, un po' così, nel senso che, fai attenzione, ecco. Probabilmente o le notizie che ti vengono date non ti piaceranno, oppure scopri che qualcuno ti sta controllando, quindi diciamo che non
c'è una frustrazione che ti aspetta, però è una frustrazione che, a parte qualche piccolo pensiero, non ti impedirà di eseguire più colloqui. Quindi ti vedo comunque andare a parlare, probabilmente è meglio se non metti in giro troppe voci, che hai deciso di andartene, perché magari una persona, ehm, che proprio non ti aspetti possa in qualche modo metterti in difficoltà, invece potrebbe causarti qualche problema. Comunque, a parte questo pensiero, questo scoraggiamento che comunque ti proverrà dal fatto che, un minimo di delusione potrebbe arrivarti, diciamo che, ti vedo valutare più opzioni. Allora, guarda, tra l'altro, fra le opzioni che valuterai, riceverai una bella proposta lavorativa, ti vedo superare molto bene un colloquio e quindi questa proposta che ti verrà fatta sicuramente meriterà la tua attenzione. Insomma, la stesa può parlare dei prossimi 3, 6 mesi al massimo, quindi per me, qualcosa effettivamente c'è nell'aria. La possibilità che tu possa, cambiare lavoro esiste, devi guardarti intorno, ma mi raccomando fai contenzione, cioè non raccontare troppo, perché forse qualcuno non lo terrà per sé. Allora, Imma. Eh sì, l'altra volta abbiamo già avuto problemi di connessione, purtroppo in questo momento ho già detto a Gianluca che avrei risposto a lui, vediamo un pochettino. Visto che sono di parola, non mi piace dire a una persona che gli rispondo, poi ne rispondo un'altra. Vediamo comunque di ritrovare la domanda di Gian, eccolo qui. Prego, prego. Allora, Gianluca, ci sei? Sei rimasto lì? Hai retto? Dammi una risposta. Vediamo se Gianluca mi risponde, se è rimasto qui come gli avevo chiesto di fare. Altrimenti eccolo qua, benissimo. Sì, sì, è rimasto. Allora Gianluca 2000, quindi un ragazzo giovane, giovane, vuole sapere se Giulia, che è del 4 ottobre 2005, insomma lei è una bimba, okay, si è pentita riguardo la vostra rottura. Vediamo un po'. Vediamo Giulia. Vediamo cosa pensa Giulia adesso della vostra rottura, okay, vediamo come si sente, come la sta vivendo. Mh. Ma beh, è soltanto il taglio, quindi non abbiamo ancora la risposta completa, però c'è, un rifugiarsi di Giulia, come se abbia ricercato e ritrovato forza nella sua famiglia. Comunque non so se, continuate a sentirvi, io questo non lo so, anche se comunque la carta della lettera lascia intendere scambi, messaggi e cose del genere. Allora, vediamo un po'. Ma, per caso era già avvenuta una presentazione di qualche tipo? Magari lei ti aveva fatto conoscere qualcuno della famiglia, viceversa, perché qui compare comunque anche la mamma, come se fosse la mamma di qualcuno dei 2, non so chi esattamente. Quindi diciamo che okay, ora non vi sentite più. Diciamo che, probabilmente c'è stata un po' un'introduzione, no, nelle famiglie, ehm, però in questo momento ladro, denaro, stanza, domestico,
la mia sensazione è che per ora, non so se lei si sta frequentando con un altro ragazzo più giovane di te, però potrebbe indicare che c'è un po' un qualcuno interessato a lei, qualcuno che è comunque più giovane di te. Quindi c'è nello stesso tempo ti devo dire che però lei non è che ha smesso di controllare, è come se, guardasse, come se tenesse d'occhio la situazione, come se controllasse se è possibile in qualche modo un ritorno. E, c'è però un qualche ostacolo e la carta del nemico ci fa pensare che, ci sia qualcuno che in qualche modo cerca di intralciare. Non è un grande problema, il nemico generalmente parecchio arginabile, però c'è una forma di controllo. Quando compare il nemico c'è sempre qualcuno che controlla morbosamente, che spia o che fa da riporto, quindi attenzione perché chiaramente, sì, è finalizzato a un voler tornare insieme, però non è piacevole, okay? Di fatto questa soddisfazione durerà poco, cioè se c'è un ritorno non so quanto regge questa situazione, quindi magari, il taglio ci annuncia visto che hai scritto che non vi sentite più per ora, è possibile che arrivi un qualche messaggio, però io non la vedo come una cosa cioè qui non vedo un pentimento ancora, forse è anche un po' piccola, magari un po' immatura, dunque non lo so, non è che ti posso dire la sto vedendo disperarsi. Di sicuro, c'è comunque una persona accanto a lei, che le ha dato un po' una mano. Non so se però, al presente una vecchia conoscenza magari o qualcuno che comunque ha un interesse, verso di lei, le è un po' vicino in questo momento. Comunque, il pentimento arriverà dopo. Donna di servizio, superbia, vedovo, amica. Il pentimento arriverà in un secondo momento, quando probabilmente, comincerà a comprendere che o una sua amica o una vostra conoscenza comune mostrerà un interesse nei tuoi confronti. Quindi magari in questo momento no, è possibile che ehm, non ci veda o non senta qualcosa di particolarmente difficile, però in futuro un pochino, un po', sarà, un po' di pentimento per come sono andate le cose verrà fuori quando, come ti ripeto, si farà avanti o comunque una vostra amicizia o una persona che conosce comunque lei mostrerà interesse nei tuoi confronti. Quindi questo è quello che si vede. Allora, per questa sera io ringrazio tutti per essere stati con me. Vi ricordo che, sono disponibile per consulti professionali privati, sempre previo appuntamento, 20 €, 45 minuti. Torno, anche se gli appuntamenti sono martedì e giovedì da questa settimana, vi ricordo abbiamo fatto di recente questo cambio per motivi organizzativi nell'arco del periodo estivo. Però questo giovedì non ci sono, proprio sono fuori, non sarò in grado di eseguire la diretta, quindi ve lo annuncio e vi annuncio dunque che ritorno martedì della prossima settimana sempre alle 21:15. In compenso, se non sono riuscita a rispondervi questa volta, possiamo comunque, sentirci o vi posso rispondere sia in privato con un consulto professionale, quindi dove avrete sicuramente molto più tempo per approfondire le vostre domande, sia, nella prossima diretta di martedì alle 21:15. Oppure, attenzione, avete la possibilità anche domani alle 18 con il Marietto di ottenere la vostra risposta. Io comunque vi aspetto martedì, scusate se non riesco a rispondervi, Imma, guarda, sono una persona di parola, ti prometto che se vieni martedì prossimo ti rispondo. Vieni presto e scrivimi una domanda ben dettagliata, ok? Grazie a tutti e un buon proseguimento.